Presidente Brandini, non sono pochi i problemi in questo momento del comparto ittico e dell'agricoltura in generale. Cominciamo con il caro gasolio. Ma diciamo che i costi energetici hanno impattato in modo particolarmente rilevante sul settore della pesca, sul comparto agricolo in termini più generali. Noi dobbiamo sempre stare molto attenti anche a quello che viene fatto nei paesi a noi principalmente concorrenti o coi quali comunque abbiamo una competizione anche di carattere commerciale rispetto proprio al settore della pesca, dove sicuramente c'è stata grande attenzione in paesi come la Francia, come la Spagna, meno purtroppo rispetto a noi. Sotto questo punto di vista è chiaro che serve un'attenzione da parte delle istituzioni, è il motivo per il quale siamo qua oggi, perché riteniamo che la pesca troppe volte è stata sottovalutata rispetto a una portata occupazionale, economica, ma anche legata a un'identità, a una cultura, al turismo stesso, che dovrebbe essere maggiormente valorizzata nel nostro Paese. Con un'attenzione che deve essere giocata ovviamente anche da parte dei nostri parlamentari europei rispetto a quelle che sono le discussioni oggi in atto nel contesto parlamentare e soprattutto difendendo un modello che, come dicevo, ha creato sviluppo e valore economico. Un altro grosso problema è la siccità. Cosa proponete voi Coldiretti per quanto riguarda appunto la siccità in questo momento? Allora, nell'immediato abbiamo salutato sicuramente positivamente la figura diciamo così, del commissario, a condizione che abbia dei reali poteri speciali per quanto riguarda la gestione della disponibilità idrica, dando una prevalenza, prima ovviamente a ciò che riguarda l'utilizzo umano, subito dopo per tutto ciò che è connesso all'ambito agricolo e agroalimentare. Purtroppo i dati sono preoccupanti, noi abbiamo un dato legato alle precipitazioni che è meno 30% rispetto al 2022, dove già nel 2022 avevamo avuto un danno sulla filiera di oltre 6 miliardi. Ci auguriamo che nei prossimi mesi la situazione possa recuperare, dobbiamo intervenire sostenendo le imprese che vogliono innovare anche nei sistemi irrigui, ma dobbiamo anche intervenire su quella che è la manutenzione e la gestione di tutti quelli che sono i bacini già esistenti. Oltre a questo dobbiamo fare poi una programmazione nel medio-lungo periodo con nuovi invasi e con tutto quello che può essere realizzato nel mettersi a disposizione più acqua rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Il dato è evidente, in Italia tratteniamo solo l'11% di acqua piovana, in Francia ne viene trattenuto il 36% e in Spagna dal 26 al 28%. Ecco, anche sotto questo punto di vista è una sfida che noi non possiamo perdere, perché la disponibilità di acqua si traduce anche in qualità di prodotti agroalimentari oltre che in quantità. Ultimissima domanda, trivelle, Coldiretti, favorevole o contraria? Partiamo da un presupposto, Coldiretti in termini generali non è contro la trivellazione, ma serve grande conoscenza e attenzione dei territori. Non a caso proprio su questi territori abbiamo fatto dei distinguo. Siamo disponibili a ragionare, a valutare in aree in cui non abbiamo poi una ripercussione in termini ambientali e anche legati ai fondali. In un territorio delicato come questo bisogna prestare grande attenzione e non fare le cose per un impatto quasi di carattere emotivo. Di fronte a tutto questo c'è il tema delle trivellazioni, ma c'è anche tutto il tema legato a ciò che può essere fatto in termini di pulizia, invece per quanto riguarda anche la sabbia che si va a accumulare, con degli interventi di carattere strutturale, infrastrutturale. È proprio per questo motivo che il rapporto e il confronto con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è continuo e costante. Anche la settimana scorsa abbiamo proprio attenzionato tutto quello che dovrebbe essere fatto. Stiamo ricercando le risorse per poter fare questi interventi e mettere in sicurezza l'intero comparto.